cari amici, incamminuma al numero 27, fasendie ampiesi alla nostra ascoltatrice, Madamin Luciana Grosso Dall'Era, che è amisa ad la poetessa Amalia Boggio, che vive a Bordighera, e che l'ha scritto già ad Liber, pubblicata dall'editor Fiorini, e ancustidì una bellissima poesia, che des è un recito. Ricord a Turin. E ti ricordo Turin, oh mia cara città, come ti eri bella tanti anni fa, città tranquilla, come ampiasia mi, ma des purtroppo se spinem così. I tuoi bei viai, le piazze, le vie ordinà, andù spuntava l'erba tra le pere e tasmiave profumà. Aspudia spassiger su e giù tranquillamente, senza incontrare macchine ogni momento. E mi ricordo la festa quando che andasio a pe portanze da prese al fagot con al mangiare, a fe una scampagnata su Perga o su da là. A lo chiamavo un picnic, ma merenda antipra. Oh Turin, e più dei se tornè un momento a cui templa, quando che era ancora al me por papà, che quai volta mi portava a baticole, se era straca d'avei qui tante viole. Ades le viole forse ai sognan capì. E ti Turin, e se diventa così confusione, sporcizia e tant fracasse che ai turinesi una volta a fa storse il nas. E voi sempre bin, ma sta coluntandati, perché vi ricordate come tiere ancuidì, quando che era giù, tranquilla e fortuna, anche se ant l'ora e non cursia, pa. Turin, per me è sempre la mia cara città, anche se c'è spinen come tanti anni fa. In tal me cœur, e c'è sempre come ti ricordo mi, e garantiso che l'hai mai volute bin così. E adesso i nostri cruci con Mario Castagneri. Am piaceria tanto ed argomento leggero e allegro, argomento nuovo che può dare da speranza, fiducia e sicurezza. E invece direttori bisogna sempre ma caricare insieme a considerazioni polemiche. Purtroppo la realtà le costa, che noi voglio o voglio non, le cose possono cambiare. Gli uffici finanziari della Stato continuano a essere bloccati dalla sciopero ad oltranza di dipendenti. Situazione caotica con centinaia di migliaia di pratiche da definire e da disbrugliare. Impossibilità da parte della Stato quindi di incamerare i soldi che permetterebbero e tenere su più o meno la baracca. Invece sicuramente per la fine dell'anno la Zecca Nazionale dovrà stampare e compensa il mercato chissà quanti miliardi di nuova carta moneta, con un nuovo pusson deciso verso l'inflazione totale e costa nostra già tanta scredita lira. Comunque a risparmiare almeno un 2 caspel la Stata pensa proprio non. Pochi di fa, per la terza volta, all'estate tradotto a Turin dal penitenziario di Procida, l'ergastulan Giuseppe Cardillo, un di assassini dell'orefice Baudino, per fare un processo in tribunale riguardando una causa di contrabbando di sigarette e chissà vai anni fa. Ante il giro neanche anni all'andai su e giù per l'Italia 3 volte. E seve perché? Perché ogni volta l'hanno potuto processare dal momento che l'avevo sbagliato la notifica. Incredibile ma purtroppo vera. A sospendere miliardi per la riorganizzazione di uffici giudiziari che poi sono neanche buona felcon di dica devo passare dal D e la notifica a cul dal processo. E su sì, sarebbe ancora almeno. Ogni volta che sto bel elemento Giuseppe Cardillo aveva spassigiato, da Presachiel sempre avevano 36 carabinieri e un elicottero. E rende conto di non che aveva costei alla spesa pubblica tra 2 stergastulan per 3 volte da Procida a Turin.
e poi a quello che risparmia sia sempre mangianduia. Can prende la stat, prima di tutto, se ne un buon a risparmiare, almeno a non campe via sti nostri poveri soldi. Mi ricordo che mi pare, una volta mi andisia, sapel bastete in ciò, butti non una cavia, però a svet che impare come la via mi, la stat la non avevo, così noi siamo sì, a tocco con le tomatiche, le braie tacunà, con la condanna a vita dei poveri disgraziati. Eh sì, le mamme per le fie alle volte a straveddu, come le capitai a una mia amica che le andaita dal medic, Luisella Guidetti e Mario Ferrero. Permess? E su Madama Rossi e la via un appuntamento? Sì, si accomodi. E disia la via un appuntamento per un dasure, perché son già un desedesne, Quella come il fe, quando si va dal dottore, hai un po' di pazienza. A volte una visita dura più che il previsto. Ah sì, specialmente quando la paziente è una bella fia, come quella che lei visse poco fa. Scusa, madame, chi la lei già stata da me? Ricordo non andai la vista. No, per fortuna, fin anche lei mai aveva bisogno del dottore. A me parei. Ancora vuol dire a cosa castrata. Ecco, e verrebbe una cura con pronti risultati per disturb. Che genere? Stanchezza, spusatezza, stitichezza, malinconia, ipocondria, via campe via. Come? Ma scusa, ve lo ripete per piacere? Stanchezza, spusatezza, stitichezza, malinconia, ipocondria, via campe via. E principalmente la vera camperia, quando avven don mangiare? Prima, dopo, seconde volte, insieme a una veia più lacrime, nausea e lacrime. Allora che cura devo fare? Beh, un momento, madamenca, scusa, non è una cosa facile. Prima occorre una bella visita, insomma. Ah, perché l'on che lei dia basta a deu visite. E in cosa consiste la visita? Beh, tante cose, come insomma con la pressione, no? Due la pia? Come la pia? Beh, butto una fasa intorno al braccio. Nudo. Già, la pressione si prende a braccio nudo. E lo immaginava. E poi? E poi sentiremo al cuore, i polmoni, al fidic. Ecco, hai dispiaceria, spiegami come che fa per il cuore, per esempio. All'uzzo, sì. Sì. Si chiama stetoscopio. Mi butto sti due affarini dentro alle orecchie mie e questo si appoggia sul petto a sinistra. Ah, ans la stomi, Zura la vesta? Ma no, insima alla pelle. Saria come di sul nudo. E per i polmoni? Beh, per i polmoni sbatte sta schiena, si fa di 33 e si fa tosse. E la schiena, immagino, dovrebbe essere patanua. Non dovrebbe, deve essere patanua. E adesso penso proprio che venga il bel. E per il fidic, come fa il fidic? Ma in genere mia fumna lo fa al burma, ma come scusa, madame, era un po' distratto. Il fegato diceva, sì, no? Il fidic. Beh, a stucca, a spalpa. Già, si tocca, si palpa, ans la panza? Naturalmente, a la panza. Aveva il paziente il fidic a San Ginuica, scusa. In sostanza braccio nudo, schiena nuda, pancia nuda, magari anche la stomi patanù. Per esempio, le fie che adesso portano al regipetto, tutte patanù, si mostrano tutte le grazie. Ma veramente nel suo caso più che grazie direi che sono disgrazie. No, dottore, che guarda che le non al mio caso, no, dottore, e sono non mi da visite, a saria mia figlia, anzi sarebbe stata mia figlia, e se lei fai bene ad informarmi, alla via dimmelo, i dottori, cosa fanno i dottori? Spogliarelli obbligati, cose pornografiche.
E chi è la vereria che è natota, come mia figlia, 18 anni, allevata all'antica, onesta, pudica, timorosa, ingenua come una cita di nani, venga qui a farle vedere il braccio, il petto, la schiena, la pancia, addirittura la panza, con il rischio di essere abbandonata al fidanzato, un giovane onesto, pudico, timoroso. Ingenuo come un bambino. Ah, perché ha strata sua figlia. Saria sua figlia che ha le malinconie, sempre aveva più nausea, aveva campe via. Ah, sì, povera anima. Ma ancora la cura è semplice, cara madame. È anche un po' ingrassata. Sì, sì, anti sti ultimi tempi, ma smia proprio sì. Ma, che scusa ne, come fa a indovinello? Ma va pa vai, io non ho bisogno di una visita. A verso lei la cura che vuol fra che tempi. La levatrice mia, cara signora, sua figlia è incinta. Oh, mia figlia, ma come che si permette? Natota come che snatrevo pipoche di danchei. Mi penso che tutto quel nudo che di schila l'abbia fatto l'uvu di Saki a quel fidanzato ingenuo, timoroso, cominci a cercarsi una levatrice e che sfasa furba e che si prepara a sentirsi chiamare nonna. Ha capito? Nonna! E cavada! Nauta bella canzun a Gipo Farassino, al Tulé a Chivas. Muchachos y señoritas, vamos ahora a tocar un motivo folclorístico de entonación norvenezolana. ¡Vamos! Oye, toca, 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 toca. Mamma Toño me toca. Ma cosa ti dici, Benedetta, mamma? Alle, 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 alle. Alle, alle, alle. Alle, la storia dolorosa d'Intuleca sta civas, che in bel dì con l'amorosa le arriva portava la ai ai ai, oh, che me quiere volare nel cielo il guafandeiro come Michele. Ad Alberto Romolasso, professione lattoniere, le arriva a Porta Palazzo con la sua belvedere. Stravaccata sul sedile, lui c'aveva l'amorosa, figlia di un grande impresario edile, si chiamava Maria Rosa. Ah, la storia dolorosa d'Intuleca sta civas, che in bel dì con l'amorosa le arriva a Porta Palazzo. Usted quiere notar el gusto raffinato e desaffinato della rima. Ad Alberto Romolasso lui voleva comperare mezzoetto di seirasso, così tanto per gustare. Il seirasso è quella cosa che assomiglia un po' ai tomini, c'è chi ci fa senso e chi va pazzo e chi lo mangia coi crostini. Ah, la storia dolorosa d'Intuleca sta civas, che in bel dì con l'amorosa le arriva a Porta Palazzo. Ai ai ai, alampiamo il guaian saltrambai, drama dell'ignoranza. Maria Rosa non sapeva che il seirasso manda il puzzo, più o meno che si trova in un camion di merluzzo. Ed allora dice Alberto, se tu mangi di quel puzzo io ti schino il volo e me la batto come che fossi un motoguzzo. Ah, la storia dolorosa d'Intuleca sta civas, che bel dì con l'amorosa le arriva a Porta Palazzo. Del cielo vuole il guapandeiro, a portador de disgracia. Va ora a comenzar el drama de muerte, de pasión e de sangria. Ed allora scoppia il dramma del geloso lattoniere, accecato dalla fiamma dell'erotico suo amore. Prende al collo l'amorosa e gridando come ossesso lui fa soffocare Maria Rosa nel barile del seirasso. Ah, la storia dolorosa d'Intuleca sta civas, che bel dì con l'amorosa le arriva a Porta Palazzo. Ai 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 ai, llora Miguel, llora Miguel son me, ma cosa te c'entri te? Piange invano l'amorosa ad Alberto Romolasso, annegate Maria Rosa nel barile del seirasso, che sarebbe quella cosa che assomiglia un po' ai tomini, c'è chi ci fa senso e chi va pazzo e chi lo mangia coi crostini. Ah, la storia dolorosa d'Intuleca sta civas, che bel dì con l'amorosa le arriva a Porta Palazzo. Ah, la storia dolorosa d'Intuleca sta civas, la storia dolorosa d'Intuleca sta
Per gentil concessione ad la fonicetra, e l'uma al piasì d'avei ospite a nostra ca un di più grand attur piemonteis, Angelo Alessio, cau recita una poesia d'un di più gran poeta piemonteis, Nino Costa. Rasa nustrana e piche parei. Ai piemonteis che travaglio fuori d'Italia. Dritte sincer, cosa che sun as mio, teste quadre, puls ferm e fidic san. A parlo poc, ma san cosa che dio, belle che marcio ad ase, avan lontan. Saraie, muradure sternighin, minore campagnin, sarun e fre, sai pias gargarise quei butat vin, e niente ai bagni al nas per travagliare. Gen che marcanda nen tempe sudor, rasa nostrana, libera e testarda. Tutto il mondo conosce chi che son loro, e quando passo, tutto il mondo i guarda. Bion canarzan, con i color del ciel, robusto e fier parei di so castell. Montagnard, valdostan, dai nerv da sel. Mascet valsusa, dur come i martei. Facet le langhe, rubbie d'allegria, ferlingot de sciolati pian vers leis, e bieleis trafigun pian d'energia, che per conoscie ai va 7 anni e un mes. Gente cuni, pazienta e un po' d'asianta, che ha le scarpe grosse e il cervel fin. E gen monfringa che parlando canta, camusa, frisa, bei come i sovin. Tutto il Piemont che va a cercare il pan, tutto il Piemont con sua parlada fiera che in le battaglie del travaglio umano ten auto la fronte e la bandiera. Oh, bionde gran pianure dell'Argentina, fasende del Brasil perse in campagna, i sente mai passé in aria monfringa o il ritornel di una canzone di montagna? Min della Francia, min d'Alemagna, che il fiume sercia in gir parei d'una frangia, voi altri i peledì sa lo guadagna il nostro varie col tocca di pan che mangia. Quei volta a turno e i sol van sad bon giust ai rendo un ciabutin o un tocca di terra e allora levo le sue fiette zust e i fiulastrun che l'han vinci la guerra. Ma al pid le volte una stagione perdua, o una freu, o un moler del somestè, ma iancioda una tomba patanua, spersa in un camposanto forestè. Livio e Isumà, ant la canzun Gatime nen. La mia purila la tratu provedin e i fasuri e le ciappe in slavitura a conosco tutti i prati, tutti i giardini ed l'erba sautarin alla na cultura l'auta seira, l'era una seira marca e per di più la via c'ha pal salario con la sinsent son andaita piegineta Rucca da Vasco e ricco proletario. Guarda che lo dio per l'ultima volta che mi supporto neanche tanto le mani addosso perché mi son tanto delicato. Gatti menendo iasa che patito quanche tintu è stato senza coi cana guardo prima o poi ha capito che ti pesa ancor nella mia metà. Un
10.000 lire ad broda cula super ed autimila piegante al portafei lei die pupa tente porta i bran perché sgaröfat fara storze ei lei punta decis vers la pulina per truveme un po' sterma ma vacca boia stasera e la cua e i posti bei son già tutti occupati. Guarda che mi sopportonello gli ha detto guarda che patito, no. Me entusiasma che patito quanche tu che stavo senza fiare cui cana guardo primo poi a capisu e chi la sua innocenza non fa capisu pure che ti sei ancora nella mia metà poi finalmente trovame un pusticin che tutto insieme l'era niente mal l'hai sversa gineta in mes l'erbetta per feie guste la colazione del gal oh come assagitava la purila perché mi sai come custe fie e chi l'andis cretin e vedenen che son già andrin tan pradurtie oh no signor ma possibile che sopportanello lì ma già le vera neanche mi sopportano gatti menenduiata che patitu quanche tu che pago senza fiar cui cana guardo primo poi a capisu che ti pesen pur nella mia metà gattine mendiata gli ha detto 1000 volte che non vorrei che mi avete le mani no Suma turna alle solite, ecco, Lussavia, Gipo Farassino e Vilma D'Eusebio, che interpreto sempre più convinte la cubbia bisbetica. Alle si che arriva, Sudur. Oh, come mai ci arriva così presto? Come mai? Ieri alla piola sera anche? Spiegami una cosa, te, fricciolina. Se mi rivoca tardi et cree che ti masmia la portiera quando mi spiù per le scale. Se rivoca presto et nas nautra et ve le spieghem con te come devo comportarmi. Ve le spieghemlo, ve le... A te, Fabio, crianen, crianen. Perché mi sono una inciornia. E lei mag di telon perché quando arriva presto qua, i casi sono due. O lo sto alle sarà, oppure c'è senza soldi. Te, Ecco. Maliarda, guarda che mi son pat questa son la tua famiglia. Guarda se, son pianche verso. Ma chi calè Rockefeller? Chi calè? Io non lo vedo nemmeno, mi Ma Rockefeller. come che fai se avevi tutti sti soldi? Ma che dica lei in che? Già, alle Venner. Allora sono i soldi al cotim. Dammi un po' sì. Te, prova un po' a puseieme, car Rockefeller, ad le mie zaretiere. Te. Checca, gargagnana della classe operaia, peglio, a te alle maca il gran catanteresa, e te spesche cui usei drapinga. Des mortat fam de un mortat fam. Miseria mortat fam. Guarda che per mi, è solde na sgairo pagnun. A sarà anni che in cato pinang na vesta. Hai da vergognese da andengir con la vesta che l'hai, guarda. No, io da vergognese sì, andengir sì, con sì. la faccia che t'las, neanche con la vesta. Dammi davanti a me, guarda. Ma senta sto schifoso, di una schifosa. Andis che dovrei vergogneme e andengir con la faccia che l'hai, come casa fesa bel chiel. Trapias d'un trapias. Ma se c'è lì che ti smia ma per rusia dalle cimes. Rusia dalle cimes no, ma rusia dal rimorso lo lì sì. Ma allora ogni tanto il rimorso attia. Attia il rimorso e il regret a femme parei. Ti, Sofia Loren, confontenang, al me rimors, alle culli desme cariam badò d'un baul come ti 20 anni fa, et pinang esse stai buona di scariemlo, e l'hai già ditlo, ti c'es nang na fumna, e c'es na calcolatrice elettronica, ma buona fedrabel, a sgubeme i gran, i soldi. Piantla lì, malnutri, piantla lì, con sta storia dei soldi.
Ma se fai un mia, fedureste 4 lire un velena, come che mangerie, ti? Dimlo, come che mangerie? Ti, mia vado pa, devi al frazza? Ah, certo che se devi su mangiare qui to guadagni, se ti tandesse devi al fracas, tu rasì sarei già morta a fam d'un pes. E visto che la sdilu, prova, vada buon, va una volta per tutte, devi al frac, va. Ah no, Custa la perdona. Custa il Dio a mamina. Ecco, brava. Disilo anche mamina. Disi che vada a cochila con te. E sai che bella cubbia che farie. Le bidon stars. Fortemente, tantemente. Ma va. Meno male che tutto l'on che ti di mi fa slattare. Te, cosa che ti fai adesso? E ti vischi la televisione? Sì, visco la televisione, perché? Perché la televisione te la vischi non. Adesso è l'uomo da parlare. No, adesso è l'uomo non da parlare. L'uomo da discute come sempre. E mi discute con te mi nambato. Perciò visco la mia televisione, paga con i miei soldi, televisione che funziona con la luce che pago me e guardo il Giro d'Italia. E ti provano indebitamente a attaccare la televisione e mi fa svedere il Giro della Ca. Ma cottire fuori adesso. Mi e bevo e ti tanciucche. Cosa che entra il Giro della Ca? E prova. Fa una cal tentativa attacchetto portamnis e poi vede che finché ti fase e il Giro della Ca e lo fa sfemia causa la panza. Ok, Giro d'Italia. Te, figlia del peccato. Ampias, figlia del peccato. Parei insulto anche tua madre. E zasco faso me. La televisione vado a guardare l'ampiola senza niente rompa le op. E saluto, sono stato chiaro? Ma sì, sporcaccion. Torna andarera. No. Torna andarera. No. Guarda, e spero che vada a finire su tan tramvai. Tanto, dopo 20 anni di matrimonio, al diritto alla pensione e lei già.